Sara Lonardi dirige l'oncologia medica dello IOV a Padova. A questo ESMO 24 ha presentato uno studio importante, il Keynote 811. Di cosa si tratta? Sì, lo studio Keynote 811 ha verificato il beneficio derivante dall'aggiungere pembrolizumab alla terapia standard per il tumore gastrico metastatico ER2 positivo in prima linea, dove abbiamo sempre usato una chemioterapia a base di platino e trastuzumab come ER2 inibitore, e per lunghi anni non avevamo avuto nessun miglioramento cercando di cambiare la nostra strategia. Finalmente il Keynote 811, combinando allo standard pembrolizumab, ha dimostrato un beneficio in tutti gli outcome che sono stati misurati: response rate, durata della risposta, questo lo abbiamo visto nell'interim analysis 1, progression free survival, beneficio statisticamente significativo nell'interim analysis 2, e ieri mattina ho presentato l'overall survival, il dato finale dello studio, che conferma una riduzione del rischio di morte del 20% nella popolazione intention to treat, con un beneficio particolarmente spiccato nei PD-L1 positivi, quindi CPS score 1 o più, dove il beneficio in mediana di sopravvivenza è addirittura di 4 mesi e mezzo.